Giunge al termine anche nella zona di competenza dell'ULSS 7 Pedemontana la prima fase della campagna di vaccinazioni anti-Covid. Secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione, l'azienda sanitaria bassanese ha effettuato 2.655 somministrazioni, ovvero il 9,2% delle 28.752 somministrazioni eseguite nel Veneto dall'inizio della campagna. L'operazione da parte dell'ULSS 7 è terminata con le vaccinazioni al personale sanitario dell'ospedale di Asiago e nelle case di riposo del territorio. La gran parte delle somministrazioni riguarda persone fra i 40 e i 60 anni, ma sta crescendo anche il numero degli anziani che vengono vaccinati nelle case di riposo. Dopo l'apertura della campagna il 27 dicembre scorso, le operazioni sono riprese nei primi giorni dell'anno e da quel momento la media si mantiene molto alta, tanto che il Veneto ha già utilizzato il 74% delle dosi assegnate alla nostra regione e si attende ora l'arrivo del secondo importante quantitativo di dosi per incrementare la campagna vaccinale già dai prossimi giorni.